Si è conclusa ieri la festa di San Calogero, ampia la partecipazione dei fedeli. A Raffadali al via la festa della Madonna degli Infermi, stasera a Palermo il 401esimo festino in onore a Santa Rosalia, patrona della città. Un agrigentino di 48 anni, Gerlando Navarra, sottufficiale della Marina Militare in servizio presso la base navale di La Spezia, sventa una rapina. I carabinieri del lavoro scoprono 4 lavoratori in nero a Menfi, avvia le ricerche di un giovane quindicenne scomparso a Porto Empedocle, l'appello del sindaco Martello. Continuano gli eventi di Sicilia in Bolle 2025, interessante confronto sulle origini del vino Grillo e Nero d'Avola. Stasera serata conclusiva con l'apertura dei banchi di assaggio al Madison di Realmonte. Nuovi acquisti per la stagione sportiva del Favara Calcio Castrum. Benvenuti con la nuova edizione di oggi, 14 luglio, lunedì. Si è conclusa ieri la festa di San Calogero, grande la partecipazione dei fedeli alle varie processioni, sia la mattina che la sera, in serata i fuochi di artificio sparati dal Campo Esseneto. Con la solenne processione serale del simulacro del Santo accompagnato dai fedeli con le candele accese, partita dal santuario della Beata Vergine Addolorata, attraversando la via Atenea, piazza Pirandello, via Amendola, via Garibaldi, fino al santuario del Viale della Vittoria, si è conclusa ieri sera la settimana di festa dedicata al Santo Nero. Il fercolo del santo era preceduto dalle motoape parate a festa raffiguranti immagini del santo, veri e propri cavolapori, molto apprezzati dalle persone. Quindi il tambureggiare di tammura di Girgenti, a seguire la banda del complesso bandistico Giuseppe Verdi di San Biagio Platani, che accompagnava con vari brani classici il santo. I vari rappresentanti delle associazioni di volontariato, della Protezione Civile, della Croce Rossa, del Consiglio Pastorale, della Confraternita di San Calogero e di quelli dei portatori del santo, presenti le tante autorità locali, con in testa il sindaco Francesco Miccichè e don Gerlando Montana Lampo, rettore del santuario di San Calogero. Come sempre San Calogero attira tantissimi fedeli. Una settimana vissuta all'insegna della preghiera, nei momenti di gioia, nei momenti di svago, ma nei momenti di vera e sentita fede, anche se vissuti non nel santuario ma all'Immacolata, solo perché è interessato dai lavori di restauro. Abbiamo ugualmente vissuto la nostra esperienza nel modo più bello possibile. E l'abbiamo fatto come comunità di Agrigento. Sindaco, una settimana che si sta concludendo, quella di San Calogero, che vede sempre tanta gente fedele che la segue. Sì, si conclude stasera la seconda domenica di San Calogero, una festa sentita da tutti gli agrigentini, un santo seguito da tutti noi. Anche oggi è stato l'ingresso del santo all'interno dell'atrio del comune di Agrigento, una tradizione che abbiamo mantenuto, tanti eventi collaterali. Penso che quest'anno ci sia stata un'ottima riuscita. Dura praticamente, dovrebbe durare tutto l'anno, però dico, ci accontentiamo che poi c'è la partecipazione anche di 10 giorni, 15 giorni, significa che c'è l'attaccamento a questo santo che possa far crescere la fede in ognuno di noi. Che bilancio possiamo fare di questa settimana che sta giungendo al termine? Un bilancio sicuramente positivo. Io sono stato questa mattina, come per tutti, alle 5 all'apertura della chiesa, e tutta la chiesa della Basilica tutta piena, quindi significa che c'è una devozione verso questo santo che non si può negare.
Al via a Raffadali ieri la festa della Madonna dei Malati. I festeggiamenti si protrarranno fino al prossimo 20 luglio. Abbiamo sentito in merito il parroco Aldo Sciabarrasi. Raffadali è molto devota alla Madonna dei Malati e a questa festa tengono moltissimo. Molto partecipate anche le celebrazioni, le funzioni anche in chiesa e tutto quello che riguarda insomma la festa patronale. È una festa che ogni anno si va crescendo sempre di più a livello di fede e di devozione verso Maria Salute degli Infermi. Tante persone ancora continuano a fare il viaggio a piedi dalle proprie case verso il santuario, verso la Chiesa Madre durante questi giorni di festa, in maniera particolare la mattina presto, ma anche durante la giornata, in base a ognuno come si programma, ecco, di farlo. Però tanta gente ancora, tante persone a piedi fanno il viaggio verso Maria Salute degli Infermi per chiedere una grazia, per chiedere un sostegno, per chiedere la consolazione, per chiedere qualcosa che hanno bisogno. Auguro al popolo di Raffadali di vero cuore, come pastore di questa comunità, che non ci facciamo travolgere e coinvolgere dalle cose esteriori, ma che veramente questa fede e devozione che ogni raffadalese ha possa veramente essere sostenuto spiritualmente, ecco, affinché il cammino di fede possa crescere e possa maturare sempre di più. Il 401esimo festino di Santa Rosalia, patrona di Palermo, animerà questa sera il cuore della città. I colleghi di Palermo. Dal 1624 un corteo umano trasporta a bordo di un carro tematico la Santuzza che liberò Palermo dalla peste, da Palazzo dei Normanni fino a Porta Felice. 4 tappe narrative di canti, balli e musica. Si parte alle 21 da Palazzo dei Normanni. Protagonista di questo viaggio sarà Palermo stessa. Un carro teatro si affiancherà al carro trionfale, rappresentando la città in preda al disordine dettato dalla paura della peste. Qui si muoveranno gli acrobati del Circopificio e le danzatrici di Pantarte. Su questa moderna nave dei folli si ergerà Simona Malato, voce della città alla ricerca di qualcosa che restituisce unità e bellezza a ciò che è solo caos e prevaricazione dell'uno sull'altro. Lo farà affrontando nelle diverse tappe un dialogo con le forze primigenie messe in campo dall'epidemia, la morte impersonata da Vincenzo Pirrotta a Palazzo Normanni e la vita che è Isabella Aragonese in cattedrale. 2 dialoghi, quello fra Palermo e la morte, fra Palermo e la vita, che si svilupperanno fra digitale e analogico, fra tradizione e sperimentazione, fra videomapping e arte performativa, e sarà proprio la vita a indicare in Rosalia la soluzione, il potente simbolo capace di unificare la città, di dare una direzione al cammino di bellezza intrapreso dai suoi cittadini. Ci sarà una tappa in più a Palazzo Riso che vuole essere un regalo e una sorpresa per i palermitani. Un attore, Vincenzo Ferrera, un musicista, Giulia Tagliavia, e un pittore, Francesco De Grandi, metteranno la loro arte al servizio del genio di Palermo. I 4 canti, con la musica di Serena Ganci e Fabrizio Cammarata, segneranno il trionfo di Santa Rosalia e con essa dell'arte barocca ed eternamente effimera del festino. L'urlo "Viva Palermo" e Santa Rosalia celebrerà il rinnovarsi del patto che lega la città alla sua santa. Porta Felice sarà il luogo che celebra l'aspirazione all'eternità del rapporto fra Rosalia e la sua gente, con una performance corale dell'intero cast del festino, e come tradizione vuole si terminerà con l'attraversamento di Porta Felice e con i giochi piromusicali.
E per le notizie di cronaca è intervenuto immediatamente e ha sventato un tentativo di rapina ai danni di una commerciante che si era barricata all'interno del proprio negozio per tenere fuori un uomo armato di coltello, il quale ha tentato di introdursi chiedendo insistentemente la consegna di denaro. Il protagonista, che ha evitato il peggio, come stiamo vedendo nella foto, è un agrigentino di 48 anni, Gerlando Navarra, sottufficiale della Marina Militare, che da anni presta servizio presso la base navale di La Spezia. I fatti si sono svolti intorno a mezzogiorno di sabato 12 luglio nel cuore centro di La Spezia. In quel momento, affollata di passanti, un uomo in evidente stato di alterazione, brandendo un coltello, ha tentato di penetrare in un negozio chiedendo insistentemente alla titolare la consegna di denaro. L'agrigentino, senza pensarci due volte, è accorso in difesa della commerciante, scongiurando che qualcuno potesse farsi male, nonché ha evitato che si consumasse la rapina. 4 lavoratori in nero su altrettanti presenti a violazioni amministrative e penali. Questo quanto scoperto dai carabinieri del nucleo dell'Ispettorato del Lavoro del Comando Provinciale di Agrigento, unitamente ai militari dell'Arma della compagnia di Sciacca, in una struttura ricessiva nel Menvitano. I militari dell'Arma hanno ordinato immediatamente la sospensione dell'attività imprenditoriale per la presenza di lavoratori risultati non in regola. Adesso la società proprietaria della struttura turistica dovrà pagare una maximulta, le imposte evase e sanare le posizioni lavorative e contributive delle persone. I tentativi di rintracciarlo fatti dalle forze dell'ordine, dai genitori e dagli amici sono andati purtroppo a vuoto. Dopo la segnalazione della scomparsa è stato attivato il piano di ricerche. Dalla tarda serata di ieri non si hanno più notizie di un quindicenne del posto, Jonathan I, queste le iniziali. Il telefono cellulare del ragazzo è spento. I carabinieri, i poliziotti, i vigili urbani e volontari stanno perlustrando l'intera cittadina marinara. L'adolescente sarebbe stato visto per l'ultima volta in serata di ieri in compagnia di una coetanea, poi si è volatilizzato nel nulla. Le forze dell'ordine hanno già ascoltato i familiari dell'adolescente. Con il passare delle ore inevitabilmente cresce l'apprensione. Anche noi di TVA lanciamo un appello: chiunque avesse notizia o ritenga di aver visto il quindicenne contatti immediatamente il 112 o il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri. Le ricerche sono state estese in tutta la provincia e in altre zone della Sicilia. E da primo cittadino, ma soprattutto essendo un genitore, nell'apprendere la notizia che un giovane adolescente empedoclino ora non riesce a essere trovato, mi porta con sincera preoccupazione a esprimere il comune sentimento dell'intera comunità affinché prestissimo il ragazzo possa fare rientro nella propria famiglia, e questo è l'appello accorato del primo cittadino di Porto Empedocle, Martello. Confido, continua Martello, nel grande senso di professionalità delle forze dell'ordine impegnate nelle ricerche, assicurando per ciò che ci compete tutta la massima collaborazione. E nella zona della Scala dei Turchi continua, nonostante alcune imbarcazioni siano state già sequestrate dalla Capitaneria di Porto, un lucroso, illegale e soprattutto pericoloso trasporto di turisti intorno alla famosa scogliera. L'appello è stato lanciato dall'associazione Mare Amico di Claudio Lombardo. Tutti vedono, come state vedendo appunto dal video fornito dall'associazione, ma nessuna autorità interviene per porre fine a questo pericoloso commercio. La segnalazione di Mare Amico è stata girata alle autorità competenti per i provvedimenti del caso. C'è Arietta,
E tra le varie iniziative di Sicilia in Bolle 2025 un interessante dibattito sulle origini del vino Grillo e del Nero d'Avola che si è svolto presso la Casa Barbadoro alla Valle dei Templi, con la partecipazione di qualificati ospiti, storici del vino, enologi e produttori. Serata clou dell'evento sarà stasera al ristorante Madison di Realmonte, con l'apertura dei banchi di assaggio sin dalle ore 18:30, quindi la consegna dei premi Gino Grillo e Marisa Leo, e alle ore 23 taglio della torta e la classica sciabolata. Le interviste. Presidente Baldacchino, oggi un interessante convegno sulle nature del Grillo e dell'Avola, inserito in Sicilia in Bolle 2025, una manifestazione che cresce anno dopo anno, anche quest'anno non poteva essere diversamente. Sì, effettivamente è un'edizione da numeri strepitosi al momento, perché abbiamo le masterclass tutte o quasi sold out, anche una grande adesione oggi a questo talk iniziale. Prevediamo di avere un discreto numero di persone ai banchi d'assaggio la serata finale di lunedì al Madison. È un momento particolare per la nostra città, lo sappiamo, siamo capitale della cultura, la nostra regione regione gastronomica europea, quindi sono due cose che in contemporanea stanno secondo me portando tanto, diciamo, al nostro territorio. E in quest'ottica abbiamo pensato di diciamo, arricchire il contenuto di questa nostra manifestazione Sicilia in Bolle, dedicando un momento di apertura a questo tema che per i wine lovers è molto interessante attualmente, cioè quello del Grillo e del Nero d'Avola, che viene rivendicato sotto l'aspetto, diciamo, dell'origine da diversi areali siciliani. Quindi dobbiamo capire con questi grandi esperti che abbiamo oggi in questa tavola rotonda la vera origine del Nero d'Avola, la vera origine del Grillo, e poi approfondire il discorso parlando di quelle che possono essere le prospettive. Diciamo che il dono che AIS, Agrigento Portanese e AIS Sicilia, fa ad Agrigento Capitale della Cultura. Un talk direi che vede una partecipazione straordinaria, le istituzioni, l'Irbo, l'Enologi, Ansaldi, Guzzo, i produttori, Gurrieri, Morgante, grandi produttori di Nero d'Avola, e poi Gio Castellano che ha scritto un libro proprio sul Nero d'Avola, e poi naturalmente Rosario Lentini, uno storico dell'economia e della ampelografia siciliana. Parleremo del Nero d'Avola, che sono i vitigni che in questo momento hanno grandissimo successo, soprattutto il Grillo, ma parliamo sempre di Nero d'Avola perché puntiamo a rilanciare il nostro vitigno principe. L'Ice Bolle, Sicilia in Bolle cresce sempre, anche quest'anno con nuovi numeri importanti. Assolutamente sì, è una manifestazione che ha raggiunto l'11° anno, lo spumante siciliano comincia a crescere e sin da subito l'AIS ha creduto nelle bollicine siciliane, creando questo evento che oggi ha grande riscontro non soltanto in Sicilia, ma oggi in questa edizione avremo ospiti che vengono da altre regioni per attenzionare lo spumante siciliano, e questo è molto importante. Sì, partiamo con l'11ª edizione di Sicilia in Bolle, la 2025. Oggi ci troviamo a Casa Barbadoro, o Casa Deodorus per lo meglio dire, e quindi inizieremo alle 17 con il convegno relativo appunto alla sponsorizzazione del vitigno Grillo e vitigno Nero d'Avola. Subito dopo continueremo con una masterclass con dei vitigni siciliani riguardanti proprio la caratteristica del Grillo e del Nero d'Avola, e ci sarà anche un'incognita con due vini con i calici serviti alla cieca, che verrà fatta alla fine. Si proseguirà poi con un buffet finale con i prodotti della spumantistica siciliana. Lunedì appuntamento immancabile, quello del 14, con 70 aziende dove proporranno i loro prodotti della spumantistica non solo siciliana, ma abbiamo anche qualche azienda partner del Nord Italia, quindi saranno presenti anche alcune aziende del Nord Italia, e ovviamente la serata poi si concluderà con la classica sciabolata e poi con un cocktail party e una serata danzante, una serata free per gli invitati. Tonino Guzzo, grande enologo di origine agrigentina, non poteva non mancare a questa tavola rotonda sulle origini del Grillo e del Nero d'Avola, due vini importanti per la nostra economia siciliana. Sì, due vitigni principali su cui ha puntato decisamente il consorzio DOC Sicilia, blindandoli, in quanto si possono produrre solo
come DOCG, quindi due vitigni che hanno avuto in passato, soprattutto il Nero d'Avola, grande sviluppo. Negli ultimi anni anche il Grillo, visto anche un po' il cambio dei consumi che c'è stato, sta avendo grande risonanza a livello internazionale. Cosa dire? Due grandi vitigni sono stati riscoperti, ma c'era poco da scoprire perché da sempre hanno rappresentato vitigni che danno vini di altissima qualità. Bisogna continuare su questa strada, farli bene e farli conoscere al mondo intero. Gio Castellano, lei ha pubblicato un libro proprio per una vera storia del Nero d'Avola, inserito in questo contest di questa sera qui a Casa Barbadoro, proprio per parlare delle origini del Nero d'Avola e anche del Grillo. Una sua riflessione. Ci confrontiamo oggi assieme, grazie anche agli amici di AIS, per questo momento di verità, come dire, e soprattutto di conoscenza di due vitigni, il Nero d'Avola e il Grillo. Sul Nero d'Avola, appunto, come voi avete detto appena adesso, finalmente penso che abbiamo scritto una prima grande pietra che mancava da 2600 anni, cercando di parlare un minimo di questo vitigno di cui tutt'oggi purtroppo anche in tutte le testate web si dicono delle cose assolutamente facili e non certo riconducibili alla verità. Stiamo finalmente dando una verità a un vitigno che si chiama di fatto calabrese ancora oggi, come sinonimo Nero d'Avola. Bene. Oggi intervenite a questo Sicilia in Bolle 2025, a questo simposio dedicato alle origini del Grillo e del Nero d'Avola. Sì, interveniamo alla tavola rotonda, al talk, ci hanno invitato, l'AIS ci ha invitato a fare un intervento e rappresento io l'IRVO in questo momento e quindi parlerò io. La vostra funzione nel territorio, sul comparto? Io direi sull'intero territorio regionale, più che Agrigento o Caltanissetta. La nostra funzione, l'IRVO nasce negli anni 50, voluto dalla politica regionale, e poi negli ultimi tempi nasce come Istituto regionale della vite e del vino. Nel 2009 credo gli hanno dato compiti di certificazione e controllo del vino, denominazioni d'origine controllate e protette, e nel 2011, se non ricordo male, anche quello dell'IGP olio extravergine di Sicilia, olio di oliva. Noi ci occupiamo di promozione, in particolare la branca che seguo io, e di attività fieristica, quindi diamo la possibilità alle aziende olivicole e vitivinicole di partecipare alle fiere più importanti nazionali e internazionali. Ne cito qualcuna in Italia, Vinitali, Sol per l'olio, all'estero Wine Paris a Parigi, ProWine a Düsseldorf, Amsterdam per quanto riguarda i vini sfusi. L'istituto si occupa anche, come dicevo prima, di certificazione e controllo delle produzioni sia del vino che dell'olio extravergine IGP. Ci sono due colleghi che sono a capo di due distinte unità operative, organismo di controllo vino, organismo di controllo olio, che adempiono a tutto quello che è le finalità della certificazione e controllo. Oggi si è discusso delle nascite, delle origini del Grillo e del Nero d'Avola. Ecco, lei ha fatto una relazione dettagliata, soffermandosi proprio in particolare sulle origini del Grillo. Sì, storicamente il Grillo è uno dei vitigni più giovani rispetto al Catarratto, all'Insolia, ai Calabresi, nel senso che quelli sono vitigni che hanno un passato remoto e remotissimo anche. Il Grillo è invece un vino certamente ottocentesco. Per la prima volta se ne parla nel 1873 come di un vitigno che si trova in territorio di Marsala e in nessun'altra provincia siciliana. È una varietà
che con molta lentezza è passato poi nelle contrade vicine e solo molto tempo dopo, soprattutto dopo la fillossera, il grillo ha cominciato ad avere una sua visibilità in territorio siciliano, perché è stato uno di quei vitigni che meglio si è reso compatibile con il piede americano necessario a fare sopravvivere, dopo il passaggio della fillossera, la nostra viticoltura autoctona. E quindi il successo del grillo, diciamo che è tutto novecentesco, ma la sua zona di origine, il suo territorio di nascita è innanzitutto il territorio marsalese. Il fatto che i genetisti dal 2007 in poi hanno scoperto che il grillo è frutto di un incrocio tra il moscato di Alessandria, cioè il nostro zibibbo, e il catarratto, e che questi genitori coincidono con un'altra varietà, anzi un altro vitigno creato dal barone Mendola di Favara, dichiarando di aver utilizzato un incrocio tra il moscato di Alessandria e il catarratto. Questo ha indotto a pensare che il Mendola fosse anche il creatore del grillo, ma in realtà non è così, perché questo incrocio realizzato dal Mendola comincia a fruttificare nel 1874, quando già in provincia di Trapani e a Marsala il grillo è invece coltivato e diffuso, quindi cronologicamente non regge. E poi di recente i genetisti viticoli, scoprendo a Montpellier un tralcio del catarratto Cerletti, hanno potuto condurre le indagini molecolari, dalle quali certamente si è scoperta la paternità, che è identica a quella del grillo, cioè lo zibibbo, il moscato d'Alessandria, ma la genitrice non risulta essere il catarratto, perché probabilmente c'è stato un errore iniziale nella comunicazione. Quindi la possibilità di equivocare sembrerebbe non esserci anche sul piano scientifico di ciò che almeno ritengono i genetisti. Sul piano storico, per quello che posso dire con modestia, è che il grillo risale molto probabilmente ai primi dell'Ottocento ed è figlio di quel boom viticolo che si sviluppa in quell'area grazie a che cosa? All'arrivo degli inglesi che cominciano a produrre vino Marsala dalla fine del Settecento in poi e che imprimono alla viticoltura marsalese una crescita esponenziale. Linea alla regia per la pubblicità. E vediamo ora un focus sul processo Mare Nostrum che interessò l'ex governatore della regione Rosario Crocetta. Ce ne parlano meglio i colleghi di Trapani. Nel novembre dello scorso anno il collegio della terza sezione del Tribunale di Palermo aveva assolto l'ex governatore Rosario Crocetta, ritenendo che non avesse esercitato pressioni su alcuni dirigenti regionali per aumentare le corse dei traghetti delle isole minori gestiti dalla Liberty Lines. Era stato assolto anche l'armatore Ettore Morace, a cui la procura di Palermo contestava di aver dato un contributo elettorale al movimento Riparte Sicilia in cambio dei favori ricevuti. Adesso il pubblico ministero Giacomo Brandini presenta appello contro le assoluzioni e chiede alla Corte d'Appello di emettere delle condanne. Per il Tribunale le sollecitazioni di Crocetta erano
un obiettivo politico da parte di un'alta figura istituzionale. Per la procura ci furono invece delle vere e proprie pressioni documentate dalle intercettazioni e proprio per quelle pressioni arrivò in cambio un lauto contributo elettorale. La procura prova a ribaltare così la tesi dei giudici di primo grado secondo cui le pressioni rientrarono nella sfera politica, non sostituendosi Crocetta, ha scritto il tribunale, ai rappresentanti della dirigenza amministrativa e non entrando nel merito e nel dettaglio delle scelte tecnico-finanziarie, tesi però non condivisa dalla procura, che parla di indebite pressioni. Così scrive il PM Giacomo Brandini. A Crocetta è contestato di aver fatto pesare il suo alto ruolo istituzionale non tanto per costringere o indurre i dirigenti bell'uomo e piazza di impiegare l'incremento di bilancio in corso di approvazione all'ARS ad appannaggio della compagnia di navigazione del Morace, ma per assumere una posizione di influenza qualificata dal suo importante ruolo per fare appunto pressioni. In cambio l'ex governatore avrebbe ricevuto delle somme dapprima promesse, poi erogate da Morace al movimento politico del presidente della regione come corrispettivo del suo intervento. Per la procura, che Crocetta fosse consapevole dell'intenzione di Morace di corrispondere un contributo doppio a Riparte Sicilia è oggetto delle considerazioni svolte con il superiore motivo di impugnazione. A Messina un incidente stradale, coinvolte 2 auto, l'urto ha causato il ribaltamento di 2 macchine, immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto da una di loro una donna gravemente ferita. Il servizio dei colleghi di Messina. Un incidente stradale avvenuto domenica mattina all'incrocio tra via Salandra e via Giolitti, a Messina, ha visto il ribaltamento di un'auto e l'intervento decisivo dei vigili del fuoco per soccorrere la conducente. L'incidente, causato da una collisione tra 2 veicoli, ha portato al capovolgimento di una delle automobili coinvolte, con una donna all'interno rimasta cosciente ma visibilmente dolorante. In attesa dell'arrivo dei sanitari del 118, i vigili del fuoco, intervenuti prontamente con autopompa serbatoio e pick-up, hanno messo in sicurezza la donna, seguendo accurate tecniche di primo soccorso. L'estrazione è stata effettuata attraverso il lato del conducente, con l'immobilizzazione della vittima mediante l'utilizzo di corsetto estricatore e collare cervicale. Successivamente, è stata posizionata sulla tavola spinale per il trasporto. L'intervento è stato condotto da personale specializzato, sotto la supervisione di un istruttore capo squadra. Una volta terminata l'operazione, l'infortunata è stata affidata ai sanitari del 118, arrivati sul posto poco dopo. Sul luogo dell'incidente era presente anche la polizia municipale, per effettuare i rilievi necessari. E sulla riapertura dei cancelli dell'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese ascoltiamo Roberto Mastrosimone della FIOM CGIL di Palermo, i colleghi di Palermo. Dopo l'incontro della settimana scorsa con la direzione dello stabilimento Holding Pelligra, oggi 10 dipendenti sono stati richiamati all'interno dello stabilimento per avviare la fase di ristrutturazione. Assieme a questi 10 già circa 15 dipendenti erano all'interno dello stabilimento che si occupavano, come dire, della sicurezza e della sorveglianza dello stabilimento. È chiaro che questa è una prima fase, visto che ci sono dei ritardi, considerato che noi abbiamo fatto l'accordo il 1° novembre del 2024, però è fondamentale che si avvii questa fase di ristrutturazione. Dobbiamo accelerare sulla parte formativa e poi avviare quello che è il percorso, come dire, di attività industriale che devono ricollocare 350 dipendenti e anche dipendenti dell'indotto. Per noi è importante che si avvii questa fase di ristrutturazione. Assieme ai dipendenti ci saranno le ditte esterne che avranno il compito, come dire, avviare tutto questo percorso di ristrutturazione, però è indispensabile che finalmente si avvii questo percorso. Formazione e ricollocazione dei 350 dipendenti. Noi vigileremo affinché le cose promesse sottoscritte vengono, come dire, portate avanti, e questo può diventare, deve diventare un momento importante, perché finalmente si avvia quello che è il percorso di ristrutturazione che poi porterà, come noi ci auguriamo, così come abbiamo sottoscritto, il percorso della reindustrializzazione.
E si è concluso il Festival Intrecci Narrativi con un concerto al Tempio di Segesta. I colleghi di Trapani. Ho detto subito sì appena me l'hanno proposto. Sono soprattutto molto emozionato di essere nel Tempio di Segesta, che è un posto che quando ero ragazzino mi emozionava molto, quindi starci dentro e parlare. Scelgo tutto. Scelgo tutto è appunto un romanzo che racconta le due vite possibili di uno stesso personaggio, cioè all'inizio della storia il romanzo si sdoppia come in uno sliding doors e noi seguiamo sia la vita in cui questo ragazzo rimane dove è cresciuto e porta avanti la sua vita in famiglia, legata agli amici di sempre, sia quella in cui invece scantona, parte per una vita molto più avventurosa e più matta, e li seguiamo in entrambi i percorsi alternati per tanti anni per rispondere alla domanda: insomma, saremmo la stessa persona se avessimo preso decisioni diverse. L'intento del romanzo era da un lato di rispondere alla domanda appunto diciamo così, esistenziale, filosofica su che un po' credo tocchi un po' tutti, cioè tutti ci siamo un po' chiesti ma se avessi fatto altre scelte a suo tempo sarei dove sarei oggi, però cercare di farlo anche in un modo narrativamente interessante, cioè non solo come un esperimento, come un gioco. Esordire e come nascere, ci crede lei? Per me è come rinascere. Perché rinascere ha una componente di fatica in più, devi quasi come un architetto congiurare, no? Contro il destino e contro, non so, siamo dentro una cornice architettonicamente importante, ma tu devi progettare lo spazio e il tempo per rinascere, quindi per affermarti con una nuova veste, per rifondare te stesso. Cosa significa scrivere? Significa probabilmente canalizzare, farsi canale aperto, libero, canale di scorrimento e far fluire un'energia che si condensa attraverso le parole che sono carne dei pensieri, quindi una forma anche di reincarnarsi, no? Vuol dire anche questo, dare un corpo ai pensieri, quindi qualcosa di molto materico, l'emisfero destro e l'emisfero sinistro che si abbracciano e partoriscono la scrittura. Un bravo, un applauso, cosa significa? No, per me significa molto, perché io ho vissuto e sono cresciuta molto con una forma di dipendenza affettiva dai brava che mi diceva mio padre. A me risuona una forma di amore, di affetto, però non dovrebbe in realtà essere così. Il bravo dovrebbe essere, ok, fin qui tutto bene, adesso vai avanti e se non sei bravo non fa niente, fai tanta esperienza. La Signora Meraviglia è il mito multiforme dell'identità, declinata sia attraverso la storia, i secoli, ma soprattutto attraverso quella manciata di anni che ha visto l'Italia colonizzare un paese antichissimo come l'Etiopia e un paese altrettanto antico come la Somalia, passando poi per l'Eritrea, insomma, quindi i luoghi cosiddetti del Corno d'Africa. La Signora Meraviglia si forma in quei luoghi che sono luoghi mitici e che mettono in discussione l'idea di identità, che è frutto della complessità di un incontro che prima è stato scontro tra questi popoli, si sono fatti prima la guerra. Dentro la Signora Meraviglia chi si nasconde? Si nasconde sicuramente l'autrice che vuole raccontare la complessità di cui è portatrice sana, attraverso appunto questa metafora crescente dell'esperienza. Io credo che la Signora Meraviglia però soprattutto è la metafora dello stupore insieme alla bellezza, che spesso costa fatica, ma non salverà il mondo la bellezza, la meraviglia lo salverà. Esordire è come nascere, è così per te? Assolutamente sì, perché è il mestiere che volevo fare da tutta la vita e ho trovato il coraggio per intraprendere questa strada. È bello sentirlo, rinasce il mestiere della vita, la passione che si coltiva da piccoli e poi ci si scopre e che si può trasmettere qualcosa agli altri. Clementina, chi c'è dentro questo nome? C'è la mia famiglia, è la storia di questa donna che ha cambiato le sorti della mia famiglia. Porto in giro lei perché se lo merita, non si è goduta nulla di quello che ha fatto e questo è un po' il mio regalo. Glielo dovevo e volevo che questa storia la conoscessero principalmente i miei figli e il libro è dedicato a loro. Essere qui cosa rappresenta? Beh, è un regalo immenso che mi è stato fatto con questo invito. Non ero mai stata qui, sono contentissima e sono felice di aver portato Clementina, lei è qui con me oggi. È qualcosa di incredibile, insomma, io cerco di non pensarci perché mi
mi ghiaccerei un attimo a sentire le voci degli antichi greci che abbiamo intorno, e il panorama si commenta da solo. Esordienti. Anche quello, diciamo che è una sensazione paragonabile a quella di essere al Tempio, e ti ritrovi in un mondo completamente nuovo che non conoscevi. Festa con Casuario. Più complesso da dire, però è una festa di studenti universitari, e al centro di questa festa però un motivo di tensione è un casuario, che è un uccello che non vola, che vive nel nord dell'Australia, che è molto molto pericoloso, e quindi è una molla di tensione che farà un po' venire fuori l'interiorità dei miei personaggi. E la squadra di Castrum Favara ha formalizzato le iscrizioni in Serie D e si è tuffata nel mercato degli acquisti. Nicola Sacco trequartista, Riccardo Terrini difensore, Davide Lauratano portiere, Gianluigi Angelotti difensore. L'approfondimento del collega Giuseppe Moscato. Continua a prendere forma la nuova Castrum Favara in vista del prossimo campionato di Serie D, dove ha già formalizzato l'iscrizione, unica squadra agrigentina. La società giallo-blu, con il mercato acquisti curato dal direttore sportivo Totò Catania, ha ufficializzato nel corso della settimana importanti innesti che vanno a rinforzare la rosa affidata al riconfermato tecnico Pietro Infantino. Tra i nuovi arrivati spicca il giovane Niccolò Sacco, classe 2006, mezzala, nativo di Settimo torinese, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Torino, dove ha militato per 11 stagioni. Altro under di prospettiva è Riccardo Terrini, anch'egli classe 2006, terzino sinistro di spinta, con caratteristiche fisiche importanti. Dopo 7 anni nel vivaio dell'Inter, Terrini ha completato la sua formazione tra Accademia Borgomanero, Novara e Alcione Milano. Tra i pali arriva Davide Lauritano, portiere classe 2006, originario di Marcianise, cresciuto nella Juve Stabia dove ha partecipato anche ai ritiri della prima squadra. Lauritano ha disputato la scorsa stagione con il Locri. A rinforzare il pacchetto arretrato è stato anche ingaggiato Gianluca Angelotti, difensore centrale classe 2005, originario di Castellammare di Stabia. Dopo le esperienze giovanili con Cavese e Salernitana, ha militato per 2 anni nella primavera dello Juve Stabia, con cui ha raggiunto la finale playoff e ha preso parte anche ad alcune sedute della prima squadra. Infine nel reparto offensivo arriva Alessio Piazza, attaccante empedoclino di 23 anni, proveniente dal Nardò, con cui ha totalizzato 20 presenze nella scorsa stagione. Cresciuto nelle giovanili del Palermo, ha vestito anche le maglie di Lecce e Parma a livello under 19, prima di approdare tra i professionisti con il Messina. Piazza vanta anche un'esperienza internazionale in Serie A maltese con il Santa Lucia. Sul fronte delle conferme, al momento sono 3 i giocatori della passata stagione che continueranno a vestire la maglia giallo-blu: i difensori Vaccaro, De Min e Loduca. Bene, questo è tutto per TVA Notizie di oggi. I programmi di TVA si possono vedere sul canale 268 del digitale terrestre per le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20, con replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi, vi auguriamo una buona serata.